Buonasera, benchiatats a Novis. Sono più di 40.000 cittadini della regione in isolamento. 1 su 30 è bloccato in chiesa perché è positivo al Covid. Voi in Friuli Vignesi Giulia sono stati chiatati 4.651 news infetti, 6 persone sono morte con Covid. Hanno tra i 60 voti e 89 fines. Le persone ricoverate in terapie intensive avevano su a 40, sono 35 che sono vaccinati, intanto che i pazienti ospedalizzati in altri reparti vanno a 351. In questi ultimi 24 ore sono stati infettati quasi un centinaio di dipendenti dal sistema sanitario regionale. Sono infine 61 le nuove positività tra ospiti e operatori in teste residenze per anziani. E Asugi riorganizza certe attività ospedaliere vedute l'evoluzione delle pandemie per poter garantire la gestione del costante grande flusso di pazienti al pronto soccorso attaccante di UE e vengono sospendute tutte le attività chirurgiche anche in regime di libera professione. Sono garantiti urgenze e emergenze chirurgiche, traumatologie e chirurgie oncologiche, di non poter rimandare. Avvegneranno anche sospendute tutte le attività di ricovero programmate delle aree mediche. Asugi e riduce l'operatività dal 40%. Ugo Rossi, consigliere comunale a Trieste dal Movimento Via, è stato condannato a una pena di 5 mesi con la condizionale e a un risarcimento di 2.500 euro per ciò che è succeduto ai 21 di settembre a San Juan. Il consigliere, a epoca candidato sindaco, ieri è intervenuto davanti di un ufficio postale dove che certe persone ieri stati slontanati perché non mettevano la mascherute. E ieri nascude un barafuse con un carabiniere con stesso Rossi che aveva opponuto resistenze. Il consigliere gli era stato processato per direttissima. Il PM aveva domandato 1 anno e 6 mesi di reclusione, ma il giudice poi Lucci ha avuto una sentenza più lisere. Non è previsto che Rossi ha decchiati di consigliere e è stata annunziata in tutto caso la volontà di fare appello. 120 fantazzi positivi su 2.750, 4 classi sindad su 170, voti insegnanti su 400, sospinduti perché non vaccinati. Sono i numeri a vonde continuati delle scuole più numerose della regione. L'Isis Malignani di Udine è tornata in classe dopo gli fiesti nadalini. Ne sono sendes mascaruti FFP2 annunziati dal commissario Figliuolo. Così l'istituto andrà appena ordinati a propri spesi 15.000. Per il dirigente Andrea Carletti i problemi a Nasaran con eventuale passaggio in arancin, con la riduzione delle capacità dei mezzi di trasporto e la di bisogno di alternare studenti tra DAD e Presince. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha fatto il ponte sulla situazione Covid in città e all'invito a mettere mascaruti FFP2 e a vaccinarsi. A Udine ho visto un bel po' di persone, insomma, abbiamo superato i 1.000 contagi e la situazione, come in tutti gli sbandi d'Italia, sta crescendo. E allora bisogna stare un po' attenti. Girare un po' di manculator, questa è la raccomandazione che fa, ma soprattutto indossare mascherini che proteggono, FFP2, ma la raccomandazione che fa soprattutto a chi non si sono vaccinati, vai a vaccinarsi, perché il rischio di finire in terapia intensiva purtroppo è un lavoro reale. Come all'ospedale di Udine, che sono ricoverati, la stragrande maggioranza, e tutte int che non hanno fatto il vaccino, che non si è vaccinato, e questo è un rischio massa grande, che è ancora di fare il vaccino al cuore. Quindi vaccinarsi, perché è il metodo per proteggersi dal Covid, perché tante persone che l'hanno chiappata, vaccinati,
lui arriva a superarlo stante a casa in un par di giornate, insomma con un po' di fiere qualche volta, e quindi con situazioni che non sono pesanti come che rischi invece che hanno fatto il vaccino, che rischi di là in ospedale, dopo finì anche in terapie intensive, in situazioni sono pesanti. E sulla base delle normative come in Vore è obbligatorio l'uso di mascarutis FFP2 su tutti i mezzi dal trasporto pubblico locale che sono operativi in Friuli Vignesi e Giulia. A fase in eccezione dome quelle bus dai comuni per che gli allievi che frequentano le scuole di infanzia e che se primari. Se lo afferma l'assessore regionale infrastrutture e territori Graziano Pizzimenti, che vuole alla chiappat parte a una riunione in videoconferenza per fare il ponte sulla situazione del TPL in Friuli Vignesi e Giulia. Sono stati diffonduti anche i dati sui conducenti dai Miez a Udin, su un totale di 242 autisti, 13 sono 100 Green Pass e 57 in malattie sinistri. Gli scorsi urbani e soppressi sono 86, il voto è 5%, intanto che extraurbani sono 152, 6 e 9%. Trieste al presente investit 7 autisti, 100 certificazione verde e 62 in malattie o sinistri su un totale di 595. Dos domandis di rimanda a giudizi per omicidi stradali de bande de procure di Pordenone. La prima riguarda un cittadino italiano residente a San Fiore in provincia di Treviso che il 1 marzo 2019 ha causato la morte all'imprenditore in pensione Guido Basso, 90enne di Prate, investito di un'auto articolata all'esterno del Socchiase di Vie Fornasse. L'OMP a guide lo ha chiappato sotto in retromarchie, cence iesi a quarde presince di Basso. Domande di rimanda a giudizi anche per un cittadino rumeno di 28 anni che al 14 di marzo passato a calore anche cence aveva ottenuto mai la patente a guide del suo auto all'elata batti contro un pick-up dopo aver invaduto la corsia. In tale incidente ha perduto la vita la sua compagna Cristina Durac di 26 anni che ieri al suo flanco in stato di gravidanza e cence lis cinturis leadis. La vicepresidente di Confindustria Udin, Anna Mareschi Daniele, ha commentato la legge nazionale di bilancio 2022, oggetto in tune con che altri novità fiscali di un webinar promovuto che dopo di misdì a Palazzo Toriani. La prima legge di bilancio nasce dal TPL, dal PNRR e va resvuto di costituire un modon fondativo per crescite dal paese. È affermato, ma anche queste volte è guardato al periodi curti o a interesse delle politiche. Con queste restiamo ottimisti in speranze che queste manovre a sé di nome un primo passo in direzione di un cammino più ampio di crescita dal paese, che tenga in più in considerazione le esigenze delle imprese perché la crescita dal paese e poi dome che passa per crescita dal sistema imprenditoriale. Questi italiani attraverso una lettera in questi giorni e da ora comunica ai sindici che certi uffici può dare empatia una riduzione di orari per via delle quarte ondate pandemiche. I primi cittadini sono preoccupati per i discomuzi, i utenti e a domande in soluzioni alternative. Importanti novità per Codroip in questo 2022. A metà mai e sarà mettuta la prima piere de nuove cittadelle de salute che ne sarà al puesto dal distretto sanitari. Ai 21 di gennaio invece sarà creato il teatro comunale dopo un intervento di rinmodernamento. Andifevele il sindaco Andrea Marchetti. Un 2022 caltac tal miglior dai Mos, Parco Droip, capitale dal Medio Friul e città di riferimento per l'intera province, ex provincia di Udin. Due importanti novità, una di ieri, date dal vicepresidente della regione, assessore Riccardo Riccardi,
ovvero sia un finanziamento di oltre 14 milioni di euro per costruire finalmente la cittadella della salute al paese dell'attuale distretto sanitario. Era uno degli obiettivi di governo che si era indato dal 2011 e la Regione ha aggiuntato 20 milioni di euro ai 6 milioni 170 che erano già provveduti e la Ring ha poi la prima piere a metà del mese di mai. La seconda roba che mi rende contento è l'inaugurazione del Teatro Comunale, un'opera di riqualificazione di un bellissimo immobile che sta proprio dal centro del paese, dal centro della città di Codroip, che ha un'offerta culturale veramente buone e ampie, addirittura aumentate in questi anni, tant'è che vengono abbonamenti sempre in overbooking, si dice in inglese, quindi sono più abbonati che non può sentare e vengono migliorati dicevi la qualità, quindi vi fatto un impianto di climatizzazione che consiglio di doprà questo bellissimo teatro anche nei mesi speciali, quindi d'estate, e vi metto dalle poltrone, dove per fare un esempio, che sono poltrone frau e quindi le più comodi e le più belle che sono sul mercato, proprio per rendere giustizia a un teatro che aveva bisogno di un rifacimento come quel che vi fatto e la Ring inaugurà il 21 di gennaio con il primo spettacolo preveduto il 22. E con la dichiarazione del sindaco di Codroip Fabio Marchetti, alle DUT si torna a Viodi domani sera a 9 manco il 20. Mandi.